Eccoci puntuali al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite il professor Stefano Lazer, che è coordinatore del corso di scienze del corso di laurea in scienze motorie dell'Università di Udine. Sappiamo che il corso di laurea appunto in scienze motorie ha la sua sede a Gemona. Salutiamo il professor Stefano Buongiorno a lei, Lazer. buongiorno a Buongiorno. tutti. Grazie per essere qui per parlarci di un progetto importante che ha coinvolto diverse persone e si stanno vedendo i primi risultati a distanza di un anno, insomma, dal suo avvio. Il programma è Run for Health. Nel corso della trasmissione avremo anche delle testimonianze per capire effettivamente quanto siano positivi i risultati. Professore, mi risulta tra l'altro che proprio recentemente sia stato istituito un nuovo corso di laurea magistrale. Tanto cominciamo con questo, perché è la novità, no? È la novità del Esattamente, la momento. ringrazio per l'opportunità perché è appena stato approvato un nuovo corso di laurea magistrale in scienze delle attività motorie preventive adattate. Corso di laurea magistrale vuol dire il quarto e quinto anno, Sì. dopo la triennale in scienze motorie, che ha sede a Gemona del Friuli dell'Università di Udine, verrà attivato questo nuovo corso di laurea sempre a Gemona del Friuli, che avrà come obiettivo formare dei professionisti del movimento in ambito delle patologie croniche stabilizzate. Cosa vuol dire? Formeremo dei professionisti del movimento che saranno in grado di lavorare con delle persone che hanno delle patologie croniche stabilizzate, il diabetico, il cardiopatico, l'obeso, cioè delle persone che sono così, che hanno queste patologie e che comunque vogliono riprendere in mano l'attività fisica per sentirsi in forma, per riprendere a fare movimento, per riprendere a fare attività, e quindi queste persone avranno l'opportunità di essere seguiti da questi professionisti. Quindi in ambito della prevenzione possono proporre alle persone anziane qual è il miglior movimento per mantenersi in forma, proporre anche a queste persone con patologie croniche come uscire, che tipo di attività fare, a che intensità, dove, come, quando, insomma dei professionisti del movimento. Quindi questo corso di laurea è estremamente interessante per tutti quegli studenti che desiderano applicarsi in un mondo particolare che è quello di aiutare il prossimo nel stare meglio grazie alle conoscenze che acquisiranno in ambito motorio e sportivo. Ecco, tra l'altro quello di Gemona è un centro d'eccellenza, poi sapremo che sarà anche punto di riferimento perché la struttura ospedaliera, no, sarà dotata e già comincia a essere dotata di strutture particolari per riabilitazione. Quindi un centro d'eccellenza che opera praticamente collaborando con diverse altre discipline, chiaramente sempre all'interno del DAME, no? Esattamente, questa è un'occasione eccezionale perché a Gemona abbiamo istituito dopo tanti anni della presenza del corso di laurea in scienze motorie, adesso della magistrale in scienze delle attività motorie preventive adattate, un ospedale che ha tutte le conoscenze, capacità, requisiti per specializzarsi nell'ambito della prevenzione di queste patologie e nell'aiutare le persone che vogliono riprendere il movimento come qualcosa che possa migliorare il proprio stile di vita. Quindi il connubio tra azienda ospedaliera, Università degli Studi di Udine e anche il comune che aiuta e sostiene questa attività, perché ci vuole anche un buon comune, il comune di Gemona del Friuli con l'attuale sindaco che sostiene tutte queste attività, ha fatto sì che Gemona possa essere un centro di riferimento per la promozione dell'attività fisica. Si stanno sviluppando in regione anche dei progetti a riguardo e pertanto nel prossimo futuro, già attualmente facciamo tutte queste attività, ma già nel prossimo futuro saranno maggiormente ufficializzate, quindi siamo veramente contenti per questo cammino relativamente lungo che però sta portando dei suoi frutti, soprattutto per la popolazione, perché anche con il progetto Run for Health abbiamo coinvolto persone in sovrappeso e obeso con l'idea di fargli fare una maratona, una cosa a nostro avviso estremamente eccezionale. Una cosa eccezionale, come ci dicono le testimonianze. Abbiamo raccolto proprio le testimonianze, ne abbiamo due di persone che non si sentivano bene evidentemente dal punto di vista fisico, probabilmente anche psicologico, e comunque la loro vita è migliorata. Cominciamo, vediamo con la regia se siamo pronti con la prima testimonianza. Parto da una storia in cui
e ho avuto delle malformazioni ossee e ho avuto dei problemi fisici che mi hanno accompagnato fino a una determinata età, quando ho deciso di intervenire e mettermi a posto da un punto di vista di piedi, e mi sono avvicinato a questo programma di allenamento grazie al programma televisivo Telefriuli, dove mi sono messo in contatto con il Dipartimento di Scienze Motorie, mi sono avvicinato a questo programma, ho letto, mi hanno informato e ho iniziato a seguire questo primo percorso di allenamento che è durato qualche mese, e dopo il percorso successivo era quello di iniziare a correre, e quindi partendo da delle camminate, partendo con piccole passeggiate, piano piano implementando tutto ciò che riguarda la parte di corsa, e quindi anche iniziando a imparare a correre, perché per me era assolutamente tabula rasa, non sapevo nulla di tutto questo. Un percorso lungo un anno, e fino alla fine, con una grande soddisfazione, arrivare a percorrere una mezza maratona, e quindi per me è una grandissima soddisfazione, una grandissima opportunità, che mi ha dato anche la possibilità di diminuire di peso, di abbassare il quantitativo sulla bilancia, quindi è una bellissima soddisfazione, e quello di essermi avvicinato a uno sport che è diventata una passione, anche con sacrificio, con metodologia, con sistematicità, pur mantenere l'ambito lavorativo, l'ambito familiare, quindi partire alle 6 di mattina anche durante l'inverno e fare i percorsi durante i fine settimana, quindi facendo veramente fatica, però grandissima soddisfazione, grandissima soddisfazione di aver raggiunto questo risultato. Bene, ringraziamo Luca Bernardin per questo contributo. Mi spiega, professor Lazzari, in che cosa è consistito appunto questo progetto? Questo progetto nasce da diversi anni di studi e ricerche in ambito motorio sportivo, prevalentemente concentrate sull'attività motoria per le persone in sovrappeso e obese. Il gruppo di ricerca si è occupato da circa 20 anni di promuovere l'attività fisica per le persone in sovrappeso e obese. Un certo punto del percorso ci siamo anche occupati di attività fisica per le persone che facevano ultra endurance, quindi atleti di alto livello che facevano dei percorsi infiniti, lunghissimi. E allora nell'ultimo progetto di ricerca, assieme ai colleghi, ci siamo detti: perché non cerchiamo di unire le nostre conoscenze in modo tale da proporre a delle persone in sovrappeso e obese l'idea di raggiungere, alla fine di un percorso che comunque è durato un anno, il traguardo di una maratona di 42 km e 195 metri. Vorrei sottolineare che in questo progetto sono intervenuti tantissimi professionisti, sì, il medico dello sport, il cardiologo, il nutrizionista, il laureato in scienze motorie, e la collaborazione di tutte queste persone ha fatto sì che la professionalità desse la possibilità a questi, oggi li possiamo chiamare atleti, un anno fa erano persone ultra sedentarie, obese, che hanno intrapreso un percorso e si sono rese conto che tramite questi professionisti potevano migliorare le loro caratteristiche di vita. Quindi hanno iniziato un percorso con tutti i suggerimenti del caso da parte dei vari professionisti, e siamo riusciti a far percorrere a circa una ventina di persone una maratona di 42 km e 195 metri. Voglio dire che nel caso di Alessio Minen, perché appunto Luca ha fatto la mezza maratona, certo, ma Alessio ha fatto la maratona, no? Esattamente. Sentiamo che cosa ci racconta anche Alessio. Con questo programma io ho perso circa 15 kg. All'inizio di tutto non avrei mai immaginato di riuscire ad avere questo risultato con la bilancia e nemmeno con la forma fisica. Quando ho saputo di questo progetto, io non ero in attività, io prima correvo in modo amatoriale, sempre da solo, sempre con un programma trovato su rivista, ecco. Invece con questo programma ho imparato a gestirmi, a capire i miei limiti, anche perché era tutto seguito in modo minuzioso, sia a livello di allenamento ma anche con la parte nutrizionale. Quindi la prima parte del programma, del progetto, scusate,
partiva con l'aumento di chilometri partendo da zero, quindi ho potuto anche avere l'opportunità di fare delle camminate, delle lunghe camminate con i miei figli e quindi diciamo ho avuto molto piacere anche di condividere questo aspetto con la mia famiglia. Mentre con la seconda parte del progetto, dove si aumentavano i chilometri, arrivando anche ai 42 chilometri nel mio caso, io ho potuto vedere come il mio fisico rispondeva all'allenamento generato in modo scientifico e quindi non più in modo casuale come facevo prima, ed è stato un bel risultato, anche perché appunto con 15 kg di meno, con una consapevolezza maggiore anche delle mie capacità, è stata veramente una bellissima cosa, ecco. Bene, ringraziamo quindi anche Alessio Minen. Belle queste due testimonianze, bravi anche loro perché ci vuole anche una certa forza, no? Anche da parte della persona interessata, perché uno deve essere motivato, quindi bravi tutti e due, cioè bello il progetto e loro che sono riusciti estremamente anche interessante il connubio tra i professionisti e la motivazione di tutte queste persone che hanno partecipato, che tra l'altro vorrei dire che il progetto non si ferma qui perché continueremo a seguire in maniera meno, tra virgolette, pesante o meno determinata queste persone, però li rivedremo a settembre. Quello che ci dà grandissima soddisfazione è che queste persone continuano per conto loro a fare questo tipo di attività e soprattutto alcune di queste si sono iscritte partendo dalla sedentarietà assoluta alla 100 km del passatore oppure ad altre maratone che verranno realizzate in regione. Questo è il risultato più interessante perché finalmente vuol dire che il lavoro di professionisti può portare a delle persone dei cambiamenti che entrano nelle persone e possono cambiare veramente la qualità di vita di alcune di queste persone. Che poi sappiamo il movimento è salute. Certamente. Professor Laser, la ringrazio per essere stato nei nostri studi, spero di averla anche prossimamente per ulteriori progetti, per altre novità. Sarà un piacere. Grazie a lei per essere stato con noi, ringraziamo i nostri amici telespettatori, grazie per averci seguito, noi ci vediamo nella prossima puntata di Family Salute e Benessere, arrivederci. Grazie a tutti.